E io veramente non riesco a capire, perché per me era un bravo ragazzo. Vicini di casa sotto shock che a stento trattengono le lacrime per quella che ai loro occhi risulta una tragedia inspiegabile. Conoscevano bene la famiglia, scambiavano un saluto, una parola sotto casa. Appuntamento fisso alla messa della domenica dove Sergio Gugol e sua moglie Lorena andavano assieme al figlio. Per me erano brave persone che si trovavano sempre anche in giro, si chiacchierava e anche lui. Per me non capisco cosa è successo. Insomma. Andavano a messa tutti e tre assieme. Sempre sta... C'è una famiglia che non mai sta un litigio. Cioè... Eravamo amici, amici con... sia con il papà, la mamma, anche lui. Lui in pensione era stato titolare di una conceria, lei casalinga, molto attiva sul fronte del volontariato, cucinava durante la sagra paesana. Diego, al momento disoccupato, dopo aver avuto brevi esperienze lavorative nelle concerie della Valle del Chiampo, avrebbe spiegato al magistrato che ultimamente non gli piaceva lavorare e che spesso raccontava bugie ai genitori. Erano persone stupende, vedi. Lei lavorava l'estate quando facevano la sagra qui alla Pieve. No, erano persone stupende, stupende, stupende. Lui aveva la conceria di Anna, aveva la conceria, sì. Era un bravo uomo, era amico di mio figlio anche. La moglie invece? La moglie no, non lavorava, la moglie faceva cose saltuariamente nelle famiglie, e lavori, cose varie. Impegnata nel volontariato. Nel volontariato, sì. Erano brave persone, tutte e due, brave, brave, brave.